Passiamo all'assessore all'urbanistica e all'ambiente del Comune di Vicenza. Proprio 3 anni fa, in questi giorni, voi avete pagato pesantemente il dissesto idrogeologico che c'era, in grande parte ancora c'è nella nostra regione. Però c'è sempre questa dicotomia tra le necessità di fare cassa dei comuni e le necessità di gestire il territorio. Voi come riuscite in qualche maniera a contemperarla? Buonasera a tutti, ringrazio il gruppo consigliare regionale del Partito Democratico per l'invito. Sono momenti di discussione che secondo me sono estremamente importanti perché ci mettono tutti di fronte a una serie di responsabilità. Uno dei soggetti messi di fronte alle proprie responsabilità sono sicuramente gli enti locali, in particolare i comuni, che tanto quanto i privati hanno dato valore alla rendita fondiaria negli anni, facendola diventare il motore delle politiche, da un lato mi verrebbe da dire di sviluppo, ma in realtà non è di sviluppo, in qualche caso è di sopravvivenza degli enti locali. La prima cosa che abbiamo fatto come comune è stato quello di dotarci di uno strumento di pianificazione, e quindi questa è la prima cosa, il primo antidoto a quella punteggiatura di costruzioni che oggi costella il nostro territorio. Quindi la prima regola per un comune è pianificare, non andare avanti a colpi di varianti. Io vengo da un'esperienza di 15 anni in Comune a Vicenza, in cui nei primi 10 anni da consigliere di opposizione alla giunta di centrodestra vedevo un modo di procedere che era fatto di varianti urbanistiche, con un PRG risalente agli anni 80 e con un cambiamento che abbiamo introdotto, ovvero un PAT e un piano degli interventi che hanno consentito al Comune di avere una pianificazione corretta del proprio territorio. L'altro antidoto è quello di non essere golosi, non essere ingordi e riuscire ad adoperare il proprio territorio in modo corretto. Quindi, ad esempio, senza attendere di consumare tutta la SAU che è prevista per un comune delle dimensioni di Vicenza, limitarsi, sapendo che lo sviluppo di un piano del settore territorio decennale, limitarsi a una quota sicuramente inferiore a quella data come disponibilità. Ma non solo, e qui stiamo già entrando nell'ambito del prossimo piano di intervento del Comune di Vicenza, facendo un'affermazione che va in linea con questo progetto di legge, ovvero quella di dire che si va verso il consumo zero di territorio. Oggi è possibile farlo pensando a tutte quelle aree dismesse, che non si tratta semplicemente di aree costruite, ma penso anche a tutte le aree da bonificare, cosiddetti brownfields, che oggi sono all'interno dei nostri territori comunali e che spesso, o per il fatto che non si riesce a intercettare l'accordo con il privato per la bonifica, oppure perché il pubblico non ha le risorse a disposizione, vengono lasciate a un loro destino, che è quello appunto di essere buchi neri all'interno del territorio comunale. L'altro antidoto è quello di avere strumenti efficaci per poter pianificare, oppure per poter intervenire sul patrimonio edilizio. Visto che stiamo parlando all'interno di un'iniziativa organizzata da un gruppo consigliare regionale, a noi come enti locali, come comuni, serve per esempio una norma chiara in tema di certificazione energetica degli edifici, cosa di cui la Regione Veneto ancora oggi non si è dotata. L'abbiamo fatto presente anche recentemente, nel momento in cui si stanno aprendo le chiamate per quanto riguarda i fondi strutturali. Diteci da che parte dobbiamo voltarci, si chiami Itaca, si chiami Casa Clima, si chiami con qualunque altro nome, ma dateci uno strumento per poter far sì che la pianificazione edilizia segua delle regole che siano chiare. I costi di questa mancata pianificazione non sono soltanto il dissesto idrogeologico, Vicenza ne ha pagata a caro prezzo le conseguenze di questa impermeabilizzazione progressiva del territorio, ma sono anche costi sociali. Uno di questi riguarda la mobilità. Io ho anche una delega che è quella alla mobilità, oltre a quella all'urbanistica e all'ambiente, ma una corretta pianificazione non può
prescindere dal fatto che si pianifichi correttamente anche la mobilità. Oggi ci troviamo in una regione che ha livelli di inquinamento elevatissimi, ma questi livelli di inquinamento elevatissimi sono anche dovuti al fatto che c'è una modalità di spostamenti caotica dovuta al caos con cui si è verificato in questi anni la disseminazione sul territorio delle abitazioni. Altri strumenti, alcuni potrebbero essere utili con norme che alzino il tiro, ad esempio il fatto che non possono essere concesse nuove edificazioni fin tanto che ci sono piani non attuati anche presenti sul territorio comunale. Capisco che questa comincia a diventare un qualcosa di forse molto forte da far accettare, però anche qui bisogna che ci parliamo molto chiaramente. O accettiamo che il nostro territorio non è sfruttabile all'infinito e allora siamo anche nelle condizioni di dire che cediamo un po' della nostra sovranità, tra virgolette, nel decidere come il nostro territorio va utilizzato, e allora in questo caso ci sta anche una norma che ci dica che se ci sono piani non attuati, altri piani non possono essere utilizzati, oppure dobbiamo mettercela via e continuare a dire che il modo con cui lo sviluppo del nostro territorio si è andato così sedimentando nel corso degli anni continuerà ad essere lo stesso e non avremo alcun modo di recuperarlo. Una questione che ho visto anche nel progetto di legge è la questione della premialità. Allora, qui bisogna forse essere chiari nei confronti sia dei comuni che dei privati. Per quanto riguarda i privati, forse vale una norma, ma qui dovrebbe essere una norma nazionale, e ne approfitto della presenza dell'onorevole Balmoro, una norma nazionale che consenta al privato di avere una fiscalità positiva nel momento in cui decide di ristrutturare anziché di costruire il nuovo, perché chiaramente i costi sono diversi. Francamente vedo un po' debole il fatto che siano i comuni a concedere la premialità, perché i comuni non sono in grado di essere assolutamente premianti nei confronti dei privati. I comuni hanno a malapena le risorse per sopravvivere, faccio fatica a pensare che un comune possa concedere a un privato, al di là del benefit volumetrico che si può dare nel caso di recupero di un edificio, possa dare qualcos'altro. Per i comuni forse varrebbe invece la pena di dare una possibilità ai comuni, ovvero quella di realizzare le opere pubbliche che i privati realizzerebbero quando si fanno gli accordi o quando si fanno convenzioni e che oggi rischiano di non essere realizzate nel caso in cui i piani non vengano attuati. Spiego molto velocemente. Oggi la fila davanti alla porta degli assessori all'urbanistica del Veneto c'è non per chiedere aree da edificare, ma per chiedere di retrocedere le aree edificabili in aree agricole, con un problemino. Molte volte quelle aree edificabili soggiacciono ad accordi pubblico-privato in cui il privato, a fronte dell'edificabilità, si impegna a realizzare un'opera pubblica. Benissimo, oggi io sarei assolutamente disponibile a concedere questa retrocessione in aree agricole di aree edificabili, ma mi pongo un problema. E chi mi realizza l'opera pubblica, magari di un fondo che è intercluso tra altri fondi e che mi doveva realizzare una via di gronda tra una strada e un'altra? Perché ad oggi questo tema è un tema sul quale non c'è risposta. Allora mi verrebbe da dire: dateci la possibilità per quell'opera pubblica di utilizzare anche i fondi nostri, e poi ritorniamo sempre al tema del patto di stabilità, e in questo modo qui io sarei il primo a dire: va bene, facciamo un passo indietro, e anche su piani vecchi, magari di cui non ho la diretta responsabilità, sono disponibile a riconsiderare il fatto che il territorio torni ad essere agricolo. Altri temi, rischierei di essere lungo, sono quelli dei piani urbanistici attuativi che coinvolgono più privati. Nel caso in cui un privato non sia più in grado di sostenere l'onere del pagamento, per esempio, di ICI o IMU sul proprio terreno, il modo con cui si riesce a slegare dagli altri partecipanti al piano, anche qui con una riduzione degli indici, con una rivisitazione del piano, non lo so, però anche qui servono strumenti più leggeri, più veloci, più efficaci per poter giungere a questi obiettivi. Credo che ci sia la possibilità di arrivare ad avere
non dico il modello Friburgo applicato anche alla nostra regione, però ci siano modelli intermedi con i quali riusciamo a costruire un nuovo territorio aiutandoci l'un con l'altro a non solo a consumarne meno, ma anche a vivere meglio. A mio avviso progetti come quelli, come il progetto di legge che viene presentato dal gruppo consigliare, vanno in questa direzione perché ci obbligano un po' a fare i bravi. Purtroppo siamo in Italia, non siamo in Germania, siamo costretti sempre ad avere la norma che ci costringe a non consumare il suolo avendo i carabinieri alle spalle, però bisogna anche che ci sia un cambiamento culturale nel quale enti locali, costruttori capiscano che il valore della riqualificazione è maggiore del valore della costruzione sul nuovo, che non ci siano furberie da parte di nessuno. Mi permetto di dire, anche se magari bestemmio in chiesa, che qualche volta, caso annessi rustici insegna, qualche volta anche i conduttori di fondi agricoli hanno approfittato delle norme per portare avanti interventi che di rispetto del territorio agricolo non avevano assolutamente nulla. Quindi bisogna che stringiamo un patto fra tutti, che siamo molto chiari, se poi sono aiutati da norme chiare e precise e che prevedano anche moratorie per un certo periodo. Non sono terrorizzato, non siamo in un periodo in cui le moratorie devono far paura, credo che siano tutti fatti che ci consentono di andare avanti, di guardare a uno sviluppo del nostro territorio, che parlo di sviluppo non a caso, di sviluppo del territorio diverso ma assolutamente compatibile con i tempi e che poi alla fine fa marciare l'economia tanto quanto lo farebbe marciare il fatto di realizzare nuove costruzioni come avveniva in passato. Grazie.